Allora, intanto mi presento, sono Gene Gnocchi, sono l'unico comico italiano che fa parte di un movimento internazionale di comici che si chiama The Men Who Make Comics, because make comics is better than work in miniera. Ho 66 anni, però effettivi 36, perché 30 li ho spesi tutti sul sito dell'INPS per calcolare la mia età pensionabile. Io faccio il comico da tanto, però prima facevo un lavoro che poi mi ha costretto a fare il comico, facevo rappresentante della Folletto. Solo che mi hanno dato la zona delle discoteche di Rimini e lì la polvere se la tirano su da soli. Io sto in una casa da dove, se la giornata è tersa, si vede la Sardegna e se escono di casa i sardi. Ieri mattina sono andato per prendere un litro di latte e mi ha detto: cosa costa? Non so cosa costa un litro di latte, 5 euro. Avevo in tasca un bitcoin. Gli ho dato un bitcoin vale 50.000 euro. Come resto mi hanno dato un box auto. No, voi direte adesso, ma perché c'hai cos'è questi baffetti così? Guarda, ve lo devo dire perché è successo questo. Io stamattina mi stavo facendo la barba, no? E poi improvvisamente si è rotto il rasoio, mi sono rimasti i baffetti così. Io avevo paura di andare fuori perché insomma ho detto come mi accoglierà la gente. Invece ho trovato una solidarietà. Proprio la gente che mi dava le pacche sulle spalle: bravo, sei dei nostri, dai. È arrivata una comitiva, c'era della gente, mi ha detto una comitiva: vieni con noi, facciamo una gita. Sì, dove andate? Andiamo a visitare le più belle sedi della CGIL. Dai, vieni con noi. Ad un certo punto, per arrivare qua, ho fermato uno e ho detto: dov'è l'Arcimboldi? Dritto di là. No, ma io volevo dire una cosa, non so se l'avete saputo, però c'è stata una pandemia. Non so se siete informati di questo. Vabbè, ve lo dico io perché sono informato. Pandemia. Ad un certo punto si era sparsa la voce, ad esempio, che Di Maio aveva preso il Covid. Poi è arrivata la smentita. No, Di Maio è proprio così di suo. A un certo punto l'ha preso anche Zingaretti, quello del PD. Allora lì si è sollevata la comunità scientifica e ha detto: ma come, il Covid attacca anche le piante da salotto? Ma veramente? No, ma allora... No, ma vi ricordate la pandemia? Vi ricordate la pandemia? Non so, ma la gente... Eravamo in casa, sui balconi, a cantare, filmarci sui balconi, che poi la Guardia di Finanza ha visto i filmati, ha scoperto che il 90% di quei balconi lì erano abusivi. Dovevamo lavarci le mani 700-800 volte al giorno. Mio cugino per sicurezza se le faceva bollire. No, ma mi ricordate? Poi i vaccini, è arrivato il vaccino, la gente non si vaccina, no? Ma bastava per far vaccinare la gente scrivere sugli hub vaccinali saldi e la gente si sarebbe fatta vaccinare. La gente sarebbe corsa a vaccinarsi. Il Green Pass. Ma il Green Pass. Oh, ma vogliamo parlare del Green Pass? L'altro giorno sono entrato in casa mia, c'era un ladro che stava rubando. Cosa ho fatto? La prima cosa che faccio, gli ho preso la temperatura. Mi ha fatto vedere il Green Pass, mi ha detto: guardi che io sono sul luogo di lavoro, l'ho dovuto lasciare finire. Scusa. Però c'è una cosa che volevo dire, e questo ci tengo a dirlo, perché secondo me la pandemia, pur nelle brutture, nelle cose brutte che ci ha fatto passare, una cosa positiva la pandemia l'ha fatta. Voi direte: cos'è sta cosa positiva? La pandemia ha impedito l'arrivo in Italia dei cantanti spagnoli.
Voi vi ricordate che verso maggio-giugno cominciavi a sentire i contigo, ti conmigo, te quiero más, la mi vida, il corazón, el hombre del partido, besame mucho, despacito, con derrito, passamele infradito, e capivi su... No. E capivi che sarebbe stata un'altra estate di merda. Io so di gente sorda che non si fa mettere l'apparecchio dell'amplifon qua dietro, non se lo fa mettere perché non vuol sentire i cantanti spagnoli. Io ho parlato con Greta Thunberg. No, io conosco Greta Thunberg perché sono io che gli faccio le trecce. E Greta Thunberg mi ha detto che lei non è preoccupata per il riscaldamento globale, per lo scioglimento dei ghiacci, l'estinzione dei pinguini, no. Lei è preoccupata perché con il riscaldamento globale noi avremo i cantanti spagnoli tutto l'anno. Io ho chiesto a Piero Angela, ho parlato con Piero, dimmi da dove discendono i cantanti spagnoli? E lui mi ha detto che analizzando la stele di Rosetta si capisce che i cantanti spagnoli discendono tutti da un unico capostipite, Mosè. Miguel Mosè. Ciao amici!